Organizzato da Fidappa e da Coldiretti Donna, si è tenuto questa mattina all'Istituto Agrario Alessandro Volta di Nuoro un convegno per fare il punto sull'olivicoltura in Sardegna, sugli influssi che hanno i cambiamenti climatici in atto sulla coltura dell'olivo e sulle prospettive di quella che è un'eccellenza ormai anche dal punto di vista economico. All'evento hanno partecipato esperti del settore e produttori. Stefania Tangiano, olivicoltrice oliastrina. Oggi a Nuoro si parla di olivicoltura, di cambiamenti climatici e di nuove prospettive della coltura dell'olivo. Raccontaci un po' la tua esperienza. Sono un'olivicoltrice, opero nel settore oleario in generale, sono associata a Coldiretti, in particolare faccio parte della divisione Coldiretti Donne, la sezione di Nuoro. Ci troviamo qui per confrontarci appunto sulla tematica inerente l'olio. L'olio sappiamo che oggi è stato riconosciuto come alimento nutraceutico, nutre ed è farmaceutico, ha moltissime caratteristiche che fanno bene al nostro organismo. Dobbiamo però riuscire a produrlo seguendo determinati standard di alta qualità e dobbiamo imparare a raccontarlo e a valorizzarlo. Che influenza hanno i cambiamenti climatici nella coltura dell'olivo? L'olivo è una pianta che ovviamente lavora bene in determinate caratteristiche ambientali, di conseguenza i cambiamenti climatici impattano moltissimo sulla nostra produzione. L'abbiamo visto in prima persona l'anno scorso in Ogliastra, quando ad una annata di elevata produzione si è associata un'estrema siccità e temperature ambientali altissime. Cosa è successo? Che la pianta è andata in stress riducendo la produzione di olio e di conseguenza abbiamo avuto un danno a livello di categoria importante, molto importante. Non solo, le piante sono rimaste in stallo per diversi mesi, sono ripartite solo quest'anno a seguito delle piogge. Quali sono le prospettive dell'olivicoltura in Sardegna? In Sardegna abbiamo sicuramente due possibili canali. Da una parte alcuni territori permettono l'innovazione da un punto di vista delle produzioni super intensive, produzioni che non si addicono sicuramente al territorio da cui arrivo io, poiché non abbiamo grandi estensioni e sarebbe molto difficile gestire questo genere di impianti. D'altra parte invece possiamo valorizzare quello che ci è stato tramandato da anni, quindi una olivicoltura tradizionale che ci permette però di valorizzare il settore e di proteggere i nostri territori anche dai disastri ambientali. Il mercato nazionale e quello internazionale come recepiscono il prodotto sardo? Il prodotto sardo viene valorizzato soprattutto a livello comunitario e a livello mondiale. L'Italia è una grossa produttrice di olio e quindi ci sono delle persone che sicuramente valorizzano comunque degli scambi, poiché ogni olio ha delle caratteristiche particolari a seconda del territorio da cui deriva e quindi ci sono persone appassionate che seppure producono nel loro territorio sono interessate ad acquistare, ad assaggiare oli di altre provenienze. Invece a livello comunitario e a livello mondiale il nostro prodotto è assolutamente ricercato e valorizzato.